Un saluto a tutti i telespettatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Momento Sport che apriamo come sempre con il calcio, la Lega Pro, la vittoria della Virtus Entella al Comunale di Chiavari per 3-1 con il Piacenza, la Virtus Entella che ha sfoderato una prestazione di spessore dopo quella che aveva messo in campo con la Pro Vercelli. Biancocelesti passati in svantaggio al 28esimo del primo tempo con una rete di Porcari, hanno dapprima pareggiato con Caturano al 28esimo, poi siglato la vittoria con le reti di Nizzetto al 39esimo e Mota Carvaglio al 48esimo. Grande entusiasmo in casa biancoceleste anche per il primo posto in classifica a 52 punti. Sentiamo le interviste di Nicolò Pagliettini. L'Entella in rimonta batte 3-1 il Piacenza e compie un passo molto importante nella corsa alla Serie B. Davanti a più di 2000 persone al Comunale è andata in scena una bella partita, equilibrata e tosta fin da subito. Gli ospiti hanno rotto gli indugi siglando il gol del momentaneo vantaggio grazie a Porcari, ma pochi istanti dopo i biancocelesti, orfani anche quest'oggi di Mancosu, hanno trovato il pareggio con Sassà Caturano, l'uomo che quando vede squadre importanti si scatena e trova sempre la via del gol. A chiusura di tempo però ancora Entella in vantaggio con Luca Nizzetto, un grande gol dai 30 metri ha fatto esplodere il Comunale e in apertura di ripresa Dani Mota Carvaglio ha siglato il gol del definitivo 3-1 per l'attaccante portoghese classe 1998, si tratta del 13° centro stagionale. L'Entella vince 3-1, batte una diretta concorrente per la corsa alla Serie B e adesso può davvero sognare. Mister, è stata una vera e propria battaglia sportiva, una partita molto importante e molto tosta. È piaciuta la reazione dell'Entella dopo il gol del Piacenza? Non era facile ribaltarla già nella prima frazione? Partita di cartello che non ha disatteso le aspettative, loro bene, grande pubblico, quindi mi è piaciuto molto il loro approccio, devo dire la verità. D'altro canto, se noi siamo partiti così male è anche per merito loro, che hanno preso metà campo, ci hanno messi lì. Noi abbiamo avuto il torto di lasciare troppo spazio a metà, eravamo un po' staccati, eravamo un po' timorosi e via. Loro hanno creato due buone occasioni e poi hanno fatto gol. E da lì però è cambiata un po' la partita, abbiamo alzato un po' il baricentro, la difesa è salita di 15 metri minimo, abbiamo fatto gol e poi il secondo gol era una situazione, sapevamo che loro sui piazzati comunque lasciavano molto spazio al limite al tiro, abbiamo anche sfruttato un po' il vento e poi la partita è cambiata. Nel secondo tempo abbiamo gestito molto bene, pochissime azioni loro pericolose, mentre noi potevamo assolutamente fare, abbiamo fatto il terzo, potevamo fare anche il quarto. Però contro una squadra del genere devi stare sempre molto attento perché da un momento all'altro su un calcio piazzato, su una giocata anche individuale possono essere molto pericolosi. La partita è stata gestita bene fino alla fine, poi niente, l'unica nota stonata l'espulsione di Ardizzone che non ci voleva perché è un giocatore in meno che avremo e soprattutto perché la partita era già finita e deve imparare che deve stare lontano dalle mischie quando tutto è finito. So che non le piace tanto parlare di singoli, però un giocatore che lei conosce bene, io direi una menzione particolare per Nizzetto. Oggi il suo gol ha rotto gli equilibri e tra l'altro è stato un gol veramente incredibile. Ma Luca è un giocatore che la C l'ha fatta, la conosce, ma negli ultimi anni non c'è più tornato perché è un giocatore di categoria superiore, nonostante i suoi 32 anni, è un giocatore ancora che sta bene fisicamente, è normale che lui mette anche al servizio degli altri la sua esperienza, ha un piede importante, è un giocatore che sa quando deve accelerare, quando deve invece rallentare il gioco, è un giocatore di categoria superiore che noi ci troviamo e dobbiamo sfruttare assolutamente. Si è parlato tante volte quest'anno della bontà del gruppo e dell'unità del gruppo, le chiedo se a tal proposito oggi c'è una dedica particolare per questa vittoria. Assolutamente sì, mi è piaciuto molto, anzi a fine partita che il gruppo ha fatto il coro, c'era Christian Adorjan lì per Christian perché ha avuto un problema contro la Pistoiese, purtroppo si è rotto il crociato, deve essere operato domani, quindi la dedica è per Christian Adorjan, un ragazzo tra l'altro meraviglioso, ben voluto da tutti e quindi tutta la squadra, quindi io ma tutti gli altri dedichiamo la vittoria a lui sicuramente. Francesco, 3 punti molto importanti perché ottenuti contro una diretta concorrente per la promozione, 3 punti sudati, voluti e cercati da tutta la squadra. Sì, è stata una vittoria fondamentale che dà continuità al nostro percorso. Ovviamente sapevamo che era uno scontro diretto e in casa dobbiamo cercare sempre
di portare a casa la posta in palio. Penso che abbiamo fatto un'ottima partita, nonostante magari loro siano partiti un po' meglio, però alla lunga poi abbiamo dimostrato di essere superiori e penso che il risultato sia giusto. C'è una tendenza che è bello sottolineare ogni volta: fate tantissimi gol a inizio secondo tempo. Questo cos'è? La carica del mister? C'è un aneddoto particolare su queste vostre partenze sprint dopo la prima frazione? Ma sinceramente no, magari vuol dire che lavoriamo bene nel primo tempo, che tante volte magari non riusciamo a concretizzare il tanto lavoro che facciamo, perché comunque abbiamo sempre il pallino del gioco in mano e penso che per una squadra sia difficile difendersi bene tutti i 90 minuti. Poi magari siamo contenti se questa cosa continuasse fino alla fine, perché indirizziamo subito nel secondo tempo la partita a nostro favore. Ne vamo a dedicare la vittoria a Christian, che si è rotto il crociato, e niente, gli facciamo l'in bocca al lupo e lo aspettiamo presto. Carlo, era una battaglia sportiva a 3 punti molto importanti, c'è stato da soffrire, però l'Entella ha mostrato grande personalità, soprattutto a reagire al momentaneo vantaggio del Piacenza. Sì, diciamo che all'inizio loro ci hanno messo un po' sotto, sono partiti forti, sono una bella squadra, sono forti, però dopo abbiamo reagito da squadra vera, compatta, e siamo riusciti a ribaltare la partita, e poi il secondo tempo siamo entrati, siamo riusciti subito a metterla sul 3-1, e poi è stata, diciamo, un po', siamo stati bravi pure a gestire la partita sul 3-1. Oggi si è vista una grande Entella. Ti chiedo, è chiaro che l'avversario era più forte magari rispetto a altre squadre che sono venute a Chiavari, però giocare contro squadre che giocano a pallone come il Piacenza, che hanno provato a mettervi in difficoltà per le vostre caratteristiche, è meglio? Sì, sicuramente sì, perché comunque giocando anche loro magari ti lasciano un po' più di profondità, un po' più di gioco, e sicuramente è meglio giocare queste partite anche per, diciamo, la spettacolarità magari del match, però sì, diciamo che quando vengono squadre che giocano a calcio così è bello giocare, è bella la partita, però ti lasciano qualcosa in più rispetto a squadre che magari vengono qua, si difendono e stanno tutte lì dietro. Adesso c'è una settimana tipo e poi ci sarà un mese di marzo che sarà molto molto impegnativo, in cui andrete in campo praticamente sempre. Sì, adesso abbiamo una settimana normale e poi sì, giochiamo a Pisa, e poi a marzo forse abbiamo solo una settimana normale e giochiamo quasi sempre infrasettimanali. Vabbè, come abbiamo detto, come dice anche il mister, siamo una squadra dove 22-23 giocatori penso che possano giocare tutti. Siamo tutti titolari, possiamo girare tranquillamente, anche perché state vedendo, il mister sta comunque girando più o meno tutti, stanno giocando più o meno tutti, e diciamo che forse è questa la nostra forza, farsi trovare sempre pronti, tutti sono sempre pronti quando il mister li chiama in campo, e questa secondo me è la nostra forza. Vediamo ora i risultati della giornata nel campionato di Serie D, una vittoria ed una sconfitta per le Tigulline del girone A. Il Sestri Levante ha fatto bottino pieno nella trasferta sul campo del Chieri Calcio, l'incontro è finito 1-0 per i corsari con la rete di Croci al 16° del primo tempo, sconfitta di misura invece per la Lavagnese che ospitava al Riboli il Bra. Gli avversari si sono aggiudicati il match con una rete al 35° del secondo tempo di Rossi. In classifica la Lavagnese ferma a 31 punti, il Sestri Levante sale a quota 30. Domenica prossima il Sestri Levante ospita la Stresa Sportiva, mentre la Lavagnese sarà in trasferta a Casale. Passiamo ora ai risultati di pallanuoto, iniziamo dalla Serie A1 maschile, un vero e proprio festival del gol, quello andato in scena nella piscina di Sori, dove la Prorecco ha battuto il Trieste per 26-8, hanno segnato tutti i giocatori di movimento, ma il top scorer è stato il capitano Ivovic, autore di 6 reti. Mercoledì i biancocelesti saranno impegnati ad Eghere in Champions League. Passiamo al campionato di Serie A2 maschile, il Lavagna 90 ha battuto la Sportiva Sturla nell'11ª giornata di campionato. Il risultato finale nella piscina del Parco Tigullio a Lavagna è stato di 10-6, questi parziali 1-2, 3-2, 3-1, 3-1. In classifica il Lavagna 90 è quarto a 24 punti alle spalle delle capoliste Camogli e Ancona a quota 27 e del Reale Muto a Torino a 26. Sentiamo l'intervista a fine gara di Luca Castagnola.
si è appena conclusa la partita contro lo Sturla, l'ultima del girone d'andata. Lavagna ha vinto 10-6. Allora Andrea, cominciamo subito da questa partita, una partita non facilissima, ecco. No, lo sapevamo. A parte che quest'anno, per chi segue il campionato sa bene che non c'è una partita scontata, sono tutte partite strane, giocate, l'equilibrio era preannunciato a inizio anno e infatti è così. Poi quando ti trovi contro una squadra come lo Sturla, che è allenata da un bravissimo allenatore, che li mette in acqua e gli dà un'identità tattica, delle idee di gioco alle quali devi rispondere, ovviamente la partita non è mai facile, c'è la bravura dei ragazzi e c'è anche la bravura dell'allenatore avversario da contrastare. Noi abbiamo fatto un po' fatica ai primi due tempi, poi dopo abbiamo preso le misure a 2 o 3 tattiche loro e quando abbiamo preso queste misure allora è uscito fuori il Lavagna che conosco. Benissimo, allora fine del girone di andata, 24 punti, zona playoff, insomma facciamo un breve commento sul girone di andata e poi cosa ti aspetti invece dal girone di ritorno? Allora, il girone di andata ovviamente non posso altro che essere soddisfatto. Eravamo partiti con l'obiettivo ovviamente della salvezza tranquilla e la salvezza diciamo che possiamo dire di averla già quasi raggiunta, quasi matematicamente. Quindi a questo punto il girone di ritorno per me è un modo per cercare di crescere ancora, di migliorarci. Non è un punto d'arrivo questo per noi, è un punto di partenza, è una squadra giovane, so che devo con loro lavorare tanto e ovviamente ora a questo punto vediamo cosa riusciamo a fare, il meglio possibile. E quindi il girone d'andata diciamo do un voto 8 e spero di riuscire a fare un girone d'andata che valga di nuovo 8, che vorrebbe dire sicuramente se valesse di nuovo 8 sarebbe un girone da ritorno che ti porterebbe ai playoff. Vediamo cosa riusciamo a fare. Primo anno Lavagna, come ti sei trovato in questo girone di andata con i compagni e soprattutto nel gioco del campionato? Ma sicuramente con i compagni molto bene perché sono stato accolto alla grande, mi trovo molto bene con ognuno di loro. E per il campionato sapevamo che il nostro obiettivo sarebbe stato la salvezza e è un obiettivo che abbiamo pressoché raggiunto alla fine del girone d'andata e quindi questo sicuramente è uno stimolo per migliorare, possiamo solo che migliorare nel girone di ritorno. Sempre per la pallanuoto, nella Serie B maschile, sconfitte sia per Chiavari, battuto dalla Dinamica 9-7, sia per il Rapallo in trasferta nella vasca del Locatelli 8-7 risultato finale. Invariate quindi le posizioni in classifiche con il Rapallo a quota 8 punti e il Chiavari a 3 punti. Vediamo ora i campionati di pallavolo, iniziamo dal campionato di Serie C maschile, la 13ª giornata si è conclusa con i seguenti risultati: Admo Volley Lavagna ha battuto 3-0 il Volley Colombiera Sarzana, sconfitta invece per il 3 Stelle Villaggio che ospitava al Centro Benedetto Acquarone la capolista Volley Laghezza. Il match è terminato 3-0, l'intervista a fine gara. Cos'è mancato per... No, loro sono senz'altro una squadra competitiva, tecnicamente molto più avanti di noi. Abbiamo fatto degli errori importanti nel fondamentale della ricezione e abbiamo pagato un 3-0 sonoro, direi. Ma meritato da parte loro perché comunque ho visto un buon gioco, stiamo crescendo, loro sono primi in classifica. Dobbiamo avere ambizioni soprattutto alle squadre del nostro livello. Un po' di alti e bassi, però va bene, il risultato è quello che conta, era quello. Siamo stati un pochino troppo fallosi al servizio e una ricezione che non è andata proprio come mi aspettavo, però l'importante erano i 3 punti per mantenere il primo posto. Partita tosta, lo sapevamo che venire qua è sempre difficile, i ragazzi hanno sempre voglia di ben comportarsi. E hanno tenuto tanto dalla battuta stasera, hanno battuto bene, hanno difeso tanto e anche in cambio palla hanno tenuto il campo bene. Forse noi abbiamo qualcosina in più adesso, però loro hanno fatto sicuramente una buona partita.
In classifica il Volley Laghezze a 38 punti, sempre capolista, seguito dall'Admo Volley a 34, il Tre Stelle Villaggio invece è a quota 14 punti. Per la Serie C femminile, sempre di pallavolo, Tigullio Volley Project ha battuto il Cogoleto 3-0, mentre la vittoria esterna dell'Admo Volley nel parquet del Gabbiano Volley Ancona sempre per 3-0. Parliamo ora di bocce, un intenso match in Serie A a Chiavari. La Bocciofila chiavarese ha battuto 15-11 il Noventa. La sconfitta avrebbe complicato il cammino dei chiavaresi che avrebbero visto riaprirsi le porte della Serie B, sebbene manchino ancora 4 partite alla fine, 3 delle quali considerate proibitive da allenatore e presidente. Invece, con 2 punti conquistati sabato, la Bocciofila chiavarese si è portata ad un punto dalla terzultima, che è proprio il Noventa, posizione buona per potersi giocare i play-out. Sentiamo. Il match si è concluso con il risultato di 15-11 contro il Noventa. Che gara è stata? È stata una gara molto difficile, combattuta e si è risolta negli ultimi 5 minuti dell'incontro. Avete ribaltato il risultato dell'andata, questo vi dà soddisfazione anche per la classifica? Per la classifica, perché abbiamo ridotto il gap da 3 a 1 punto solamente, e questo ci permette che quasi sicuramente abbiamo il diritto allo spareggio per rimanere in Serie A. Quindi così c'è la possibilità di giocare i play-out? Sì, sempre contro questa squadra qua. In base alla classifica poi noi siamo penultimi, loro terzultimi. Se riuscissimo a agganciarli, lo spareggio si fa in casa della terzultima. Perciò tanto si porta a casa un risultato importante, perché altrimenti oggi che cosa sarebbe successo con una sconfitta? Con la sconfitta praticamente si aprivano le porte della retrocessione al 99 su 100. Anche con un pareggio era abbastanza difficile riuscire poi a mantenere meno dei 5 punti, perché lo spareggio si fa solo se fra le due società ci sono meno di 5 punti di differenza in classifica. Attualmente il punto è 1, perciò... Dopo le prime 2 ore la gara sostanzialmente era in equilibrio. Che cosa ha fatto la differenza e chi ha fatto la differenza? La differenza l'ha fatta il palino per loro che non è uscito e le 2 bocciate che ha fatto Paolo Balabene per vincere la partita, e poi anche il pareggio di Ravera contro Ormellese che ci ha permesso di fare il 15° punto. È stato un anno difficile, possiamo dire, questo ritorno in Serie A. Voi avete una grande storia in Serie A, però quest'anno è stato particolare. Com'è andata? È difficile perché purtroppo i budget sono determinanti. Noi abbiamo un piccolo budget e le altre società hanno dei grossi budget. Purtroppo non si riesce a combattere contro le corazzate piemontesi e anche venete, che hanno dei budget nettamente superiori al nostro. Adesso mancano 4 gare, 2 trasferte e 2 match in casa. Dove cercherete di migliorare? Abbiamo delle trasferte proibitive contro le prime della classe, probabilmente solamente l'ultima potrebbe essere alla portata nostra. Le altre sono da considerarsi proibitive, senza possibilità di fare risultato. Un risultato importante contro il Noventa, 15-11, vi permette di rimanere agganciati proprio con loro. Com'è stato l'andamento di questa partita? È soddisfatto? Ma diciamo che il risultato era, non dico l'ultima spiaggia per noi, ma era un po', aveva molteplici valenze. Questo risultato ci permette di rimanere agganciati, di rimanere lì. Nelle bocce non si sa mai, può succedere ancora di tutto, e un po' di previsioni così sulla carta ci dovrebbe garantire la possibilità di fare quantomeno lo spareggio. Adesso riuscire a farlo qua è un po' un sogno, rifarlo da loro, io ritengo che la mia squadra abbia la forza di imporsi anche da loro, però sicuramente trasferta è più difficile, molto più difficile, però ce la giochiamo, anche perché sono partite di
uno spessore tecnico, visto che si gioca per retrocedere, non altissimo, però di altissimo spessore agonistico, di stress, di nervoso, di nervi, di pressione, c'è tante cose. Detto questo, l'incontro si è sviluppato abbastanza bene, siamo stati abbastanza bravi, non sono incontri dove si vedono i numeri, dove non si vedono prestazioni eccelse, ma siamo stati sul pezzo, siamo arrivati all'ultimo turno 10-8 che sui propri campi dover vincere 2 partite di 4 è un po' una cosa normale, una cosa abbastanza fattibile. Purtroppo è riaffiorato il discorso tensione, il discorso inesperienza di tanti giocatori a questi livelli e si è visto palesato sul campo proprio a chiare lettere, però poi alla fine l'abbiamo sbarcata grazie a quelli che, ad avvalorare quello che ho detto prima, hanno più esperienza e sanno cosa vuol dire giocare in questa categoria. Ci sono tante componenti, ci sono 1000 componenti, questo è uno sport che chi non lo conosce bene non lo sa, ma non è solo braccia e gambe, ma è il 60% di testa. Adesso che cosa dirai ai suoi ragazzi, visto che arrivano delle partite molto impegnative, proibitive quasi? I miei ragazzi dirò che sono stati bravi innanzitutto, perché non è facile giocare il tuo campionato e giocarsi pochi incontri alla portata. Adesso abbiamo davanti delle trasferte e degli incontri proibitivi contro delle superpotenze che sono molto più attrezzate di noi. Il nostro obiettivo sarà quello di far bella figura, poi verranno le partite in cui ci giocheremo l'anno completamente, ma su questo penso che non abbia da dover raccomandare niente ai ragazzi, tanto si meritano il plauso di essersi dedicati, si sono approcciati bene questa settimana, sono stati bravi. Si aspettava quest'anno così, diciamo, come andamento dopo la promozione, o forse si aspettava qualcosa di meglio, oppure più o meno in linea con le attese, insomma? Assolutamente pensavo che fosse così. Questo è il mio 30° campionato e non mi illudevo assolutamente che potessimo fare delle cose mirabolanti, anzi. Devo dire che la sfortuna, anche se io non sono abituato ad appellarmi alla sorte, ma la sfortuna, alcuni interventi arbitrali che ahimè questi arbitri hanno proprio fatto vedere in chiare lettere, abbiamo perso 2 incontri, uno per sfortuna pure, l'altro per un intervento arbitrale inopportuno, a detta anche degli avversari, a 30 secondi dalla fine, non a mezz'ora, 30 secondi dalla fine, che ci avrebbero permesso adesso non di essere salvi ma di giocare sicuramente lo spareggio in casa. Questo sì, adesso noi abbiamo i punti che abbiamo, penso che la nostra squadra ne avrebbe meritati 3 in più, questo è quanto, però ci siamo, lottiamo, sapevamo che avevamo incontro una montagna enorme, però stiamo facendo la salita, vediamo se arriviamo finché il gruppo ci dà in tempo massimo, ci salviamo, se no no. E con le bocce si conclude l'appuntamento del lunedì di Momento Sport. Come sempre la nostra rubrica torna nel fine settimana con tutte le anticipazioni delle gare alle porte. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.